Buongiorno, benvenuti al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tante le notizie come sempre dalla nostra regione, tanta cronaca ma anche l'attualità di un momento veramente complicato per famiglie, imprese e anche comuni, tutti alle prese con bollette sempre più pesanti, anche se è stato annunciato un calo soprattutto nelle bollette del gas per quanto riguarda il mese di novembre, poi tutto da vedere. Un Veneto però che ha voglia di ripartire, ricominciare, vedremo anche degli interventi per il post vaia, insomma tante le notizie da tutta la regione. Le nostre redazioni si stanno occupando di tutti i fatti avvenuti questa notte, questa mattina. Cominciamo dalla cronaca con un incendio pauroso a Montecchio Maggiore in un condominio composto da 12 appartamenti. Tantissima paura, dicevamo, per i residenti che sono stati evacuati per permettere le operazioni di spegnimento prima che le fiamme devastassero completamente il palazzo. Vediamo il servizio. Montecchio Maggiore. È ancora inibito l'uso del ristorante al piano terra di questo stabile di Viale Trieste, che nella notte era stato evacuato a causa di un incendio scoppiato nell'appartamento al primo piano di 3. Nessuna persona è rimasta ferita, ma tanta la paura dei condomini dei 12 appartamenti costretti a fuggire dalla propria casa intorno a mezzanotte. Le cause dell'innesco sono ancora al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco, che in forze sono immediatamente intervenuti con squadre da Arzignano e Vicenza. Complessivamente 12 pompieri arrivati con 2 autopompe, un'autobotte e un'autoscala che hanno scongiurato che le fiamme investissero tutto il palazzo, riuscendo a circoscrivere e a contenere l'incendio all'interno dell'appartamento che è stato completamente distrutto e dove è stato intaccato anche il laterizio del soffitto. Bruciato anche un divano che si trovava all'esterno del condominio. Complessivamente le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'edificio sono state completate dopo le 3. Durante l'ispezione i Vigili del Fuoco hanno rinvenuto anche 16 bombole di GPL non collegate a nessuna utenza, materiale che oggi è stato portato all'esterno e che questa mattina è stato avviato ad un centro autorizzato dalla polizia locale per essere smaltito. Questa è la cronaca odierna. Naturalmente oltre alla cronaca quotidiana ci sono le tensioni che poi sfociano in tensioni sociali che arrivano da tante province del nostro Veneto a causa di situazioni di degrado, come ci segnalate anche voi cittadini molto spesso, voi telespettatori, situazioni dicevamo di degrado, microcriminalità, spaccio e altre vicende ormai endemiche in tante zone sulle quali però il Veneto ha deciso di non lasciar correre. A livello nazionale è arrivato il famoso decreto anti-rave, ne abbiamo parlato in occasione delle celebrazioni del 4 novembre con il sottosegretario Andrea Ostellari. Sentite cosa ci ha detto. Abbiamo dato come governo una risposta a un fenomeno che è presente, che doveva essere regolato, e credo che l'impianto di questo progetto, di questa norma, debba essere difeso. Il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari rivendica la necessità del decreto anti-rave, una misura che sta facendo discutere in questi giorni. Il senatore non esclude che la norma possa essere ritoccata nel suo passaggio in Parlamento, ma ne giustifica l'urgenza e l'opportunità. Sull'opportunità noi rispondiamo con provvedimenti a problemi che evidentemente ci sono nel Paese. Quindi il rave party è un fenomeno che è avvenuto, che è comparso in quella circostanza, e il governo, a mio avviso, ha fatto bene ad intervenire. Quindi questo è il messaggio che vale per il Paese e per coloro che quindi si aspettano da questo Paese il rispetto delle regole. Ostellari assicura che come sottosegretario alla giustizia porterà avanti i temi cari alla Lega, come la lotta allo spaccio. No allo spaccio, no anche al piccolo spaccio, cioè per noi non c'è una grande differenza tra il fenomeno dello spaccio, diciamo così, industriale piuttosto che quello di piccolo spaccio, anche perché il piccolo spaccio purtroppo oggi caratterizza molte nostre città. E annuncia il pugno di ferro anche contro le baby gang. Affronteremo e dovremo affrontare anche il fenomeno delle baby gang. Se ne è parlato tanto, è un altro fenomeno che va affrontato con serietà e tenendo presente che quindi va dato un messaggio chiaro ai giovani
e va dato un messaggio chiaro anche ai genitori, che devono compiere un importante ruolo, che è quello dell'educazione. A proposito di situazioni legate all'ordine pubblico, sono arrivate le denunce per 17 cosiddetti no TAV per l'occupazione abusiva di Palazzo Trissino. Scattate le denunce per la manifestazione dei movimenti No TAV non autorizzata dal questore e la conseguente occupazione di Palazzo Trissino del 18 ottobre. Al termine delle indagini effettuate con il supporto delle immagini, la Digos ha denunciato alla Procura di Vicenza 17 persone. In 3 dovranno rispondere del reato di manifestazione non preavvisata, mentre gli altri 14 di occupazione abusiva di edifici pubblici. Le manifestazioni devono essere preavvisate al questore, il questore può decidere se autorizzarle, non autorizzarle o autorizzarle con prescrizioni. In questo caso nessun preavviso è stato fatto, quindi già di per sé questo è un reato. Se poi aggiungiamo il fatto che oltre alla manifestazione non autorizzata vi è stata un'invasione di un edificio pubblico senza autorizzazione, è chiaro che anche in questo caso l'autorità giudiziaria è stata interessata e dovrà poi valutare i comportamenti di queste persone. In quell'occasione una cinquantina di attivisti si erano introdotti all'interno della sede del comune per una manifestazione di protesta con lo scopo di far convocare un consiglio comunale straordinario per discutere sul progetto della linea TAV riguardante l'attraversamento di Vicenza. Parte dei manifestanti erano usciti volontariamente, mentre una parte aveva deciso di rimanere oltre il normale orario di chiusura degli uffici, dichiarando l'intenzione a rimanere all'interno ad oltranza o comunque fino all'ottenimento delle richieste. Vista l'opposizione a lasciare lo stabile, si era reso necessario lo sgombero coatto. Non è giusto che venga interrotto l'attività di pubblico servizio di un'amministrazione comunale, anche per una legittima manifestazione del proprio pensiero. Ci sono tanti strumenti per manifestare il proprio pensiero in maniera democratica e rispettosa delle regole. Quindi ordine pubblico, ma anche ad esempio degrado, perché c'è un video che sta davvero facendo il giro del web e non solo, che riprende un uomo in stazione dei treni a Padova a sniffare cocaina, in pratica in una posizione piuttosto visibile. Vediamo cosa è successo. Striscia pronta, gesto veloce. Il video immortala un giovane mentre sta sniffando una dose di cocaina sulle pensiline della fermata degli autobus. La scena avviene in pieno giorno in stazione a Padova. Le immagini sono state divulgate dalla pagina Facebook di Welcome to Favela per denunciare una situazione di degrado, ma come spesso avviene con questi video è stato subito oggetto di grande attenzione politica. Le immagini, una decina di secondi appena, sono diventate in pochi minuti virali e sono state rilanciate anche dal ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, che ha condiviso il video sul suo account Twitter scrivendo: stazione ferroviaria di Padova e c'è pure chi propone leggi per la droga libera. Senza dubbio è noto che la stazione padovana sia un luogo dove lo spaccio di droga avviene di frequente e questo video, che riprende il consumo di cocaina in pieno giorno, riaccende i riflettori su uno dei luoghi più difficili della città. Allora, posto che ogni città ha i suoi problemi e le proprie dinamiche, a Padova abbiamo visto che cosa è successo, a Bassano per esempio ci arrivano tante segnalazioni di cittadini stanchi per quelle che possono essere considerate le intemperanze, le esagerazioni della movida, e il Comune, dopo aver confermato che tutte queste segnalazioni, uscite anche dal nostro telegiornale, tutte queste lamentele sono corrette da parte dei cittadini, annuncia nuovi provvedimenti come l'arrivo di nuove telecamere. Vediamo. Bassano è la cartolina del Ponte Vecchio con l'altopiano e il Grappa che si specchiano nelle dolci acque della Brenta. Ma dietro quella cartolina c'è una città che sa divertirsi e godere delle 1000 occasioni che fioriscono fra le piazze e le antiche strade del centro. Qui però c'è qualcuno che esagera e che trasforma una serata divertente e spensierata in un'offesa alla bellezza della città. Ne sanno qualcosa i residenti, che sono stanchi di trovarsi di fronte alla maleducazione di alcuni frequentatori del salotto buono cittadino. Ecco cosa ci diceva una residente solo pochi giorni fa. Nei fine settimana soprattutto vomitature, pisciatine, c'è un macello insomma qua, tra pipì, popò e vomitature non ce la facciamo più. Abbiamo ripetuto, detto e ridetto a tutti quanti, nessuno fa niente. Le persone che vivono in centro parlano senza mezzi termini di una latrina a cielo aperto e questo grido di sdegno arriva, grazie anche ai nostri servizi, all'attenzione di chi governa la città. La rabbia dei cittadini è più che condivisibile per quello che succede purtroppo nei weekend,
Per fortuna o purtroppo appunto la nostra città è una città viva che si riempie di giovani, di ragazzi, però è chiaro che pochi di loro sono dei maleducati e fanno purtroppo quelle cose che poi i cittadini, soprattutto i residenti, si trovano poi la mattina successiva. Prima di tutto è importante ripulire quel che viene lasciato negli angoli bui della Bassano da bere, per esigenze anche sanitarie. Quando è possibile ovviamente noi mandiamo gli operatori ETRA a fare delle pulizie di fondo, ma stiamo anche valutando anche azioni diciamo più mirate proprio per prevenire queste situazioni. Ecco cosa farà l'amministrazione comunale. È chiaro che con i colleghi di giunta, soprattutto voglio dire l'assessore alla sicurezza è sempre attivo, soprattutto con la polizia locale, però è chiaro che la polizia non può essere sempre presente sul territorio e quando ovviamente non può farlo cerchiamo ovviamente di porre rimedio con quella che è la tecnologia. Quindi molto probabilmente stiamo valutando dei sistemi di videosorveglianza e implementazione di quello che c'è già proprio per evitare queste situazioni. Stamattina siamo tornati in piazza con i nostri giornalisti, i nostri operatori, i nostri tecnici per approfondire questo tema a Bassano. Vedremo cosa emerge da parte dei cittadini, dei residenti nel TG Bassano di questa sera, ma adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto, tante le notizie di cronaca. Prima di proseguire poi con il resto delle news da tutta la regione e anche oltre, come vedremo fra poco, ci arriva una notizia dei carabinieri di Bassano che hanno denunciato per procurato allarme un cittadino bassanese che era stato visto sporgersi dalla finestra con un fucile, questo segnalavano alcune persone. I militari si sono recati sul posto con giubbotti antiproiettile, tutto quello che serve per un'eventuale situazione pericolosa, e hanno scoperto che si trattava di un fucile ad aria compressa con mirino di precisione che l'uomo utilizzava per spaventare, ha detto così, i gatti dei vicini che gli davano fastidio. Questo non gli ha evitato una denuncia per procurato allarme, appunto, e il sequestro dell'arma. Pare, ma questo lo vedremo poi nel TG Bassano di questa sera, che possano esserci sotto questioni mai sopite di brutti rapporti col vicinato. Ovviamente tutto in via di definizione, ne sapremo di più nel corso della nostra informazione. Invece è piuttosto chiaro quello che è accaduto negli Stati Uniti, dove ha perso la vita Andrea Bullo, un ristoratore di origini veneziane. Assieme al figlio è stata stabilita una cauzione altissima per il responsabile dello schianto. È di 4 milioni di dollari la cauzione stabilita dal giudice per il 21enne ubriaco che ha tamponato l'auto in California su cui viaggiavano il veneziano Andrea Bullo e il figlio 13enne, andata in fiamme a causa del violento tamponamento subito. Il 21enne, uscito dall'incidente con lievi ferite, è ancora ricoverato all'ospedale, ma una volta dimesso andrà in carcere con l'accusa di guida in stato di ebbrezza e doppio omicidio stradale colposo. All'incrocio, dove hanno perso la vita padre e figlio, decine di persone, tra cui i compagni di scuola del 13enne, per rendere omaggio, chi con un fiore, chi con un oggetto. Andrea, originario di Murano, era conosciuto per la sua solarità. Trattava i clienti come amici che hanno fatto la fila per portare la loro solidarietà allo staff del noto ristorante Moon Shadows Malibu lungo la Pacific Coast Highway. Cambiamo argomento, entriamo nella pagina dedicata, pur sempre all'interno del capitolo della cronaca, ai furti e alle razzie che in questo periodo sembrano moltiplicarsi in tutto il Veneto. Andiamo a vedere ancora ladri in appartamento a Mogliano. Non c'è pace per le famiglie moglianesi alle prese con i topi di appartamento. Ad essere presa di mira ieri sera una famiglia di via Maroncelli, ancora nel quartiere centro-nord. Verso le 5:30, 7 hanno scavalcato la ringhiera, sono entrati dal balcone, mi hanno spaccato la finestra e sono entrati in casa. Mi hanno rovistato la casa, mi hanno aperto gli armadi della camera e della cameretta e mi hanno portato via degli oggetti di valore, un anello, dei bracciali in oro. Orologi? Non orologi, niente, e neanche i soldi. Una palazzina tra le tante che probabilmente ha attirato i ladri vista l'assenza dei proprietari quando cominciava a fare buio. In casa non c'era nessuno. Sono saltati dal bagno, penso, e dopo passando dal giardino hanno saltato la rete piegandomela. Questa rete qua.
I furti segnalati a Mogliano sono ormai una quotidianità. Le raccomandazioni rimangono quelle di non lasciare le finestre aperte anche se si esce per poco tempo. Ed è invece molto attivo nel padovano il racket dei pezzi di ricambio, bande che si sono specializzate nel rubare pezzi di automobile parcheggiate e poi rivenderli sul mercato nero. Vediamo qual è la situazione. Hanno tagliato la recinzione di casa e alla sua auto hanno letteralmente staccato cofano, fari, sensori, radar e persino le spazzole del tergicristallo. È solo l'ultimo in ordine di tempo il colpo messo a segno dalla banda dei pezzi di ricambio lungo via Caltana di Campodarsego ai danni di un imprenditore che così si è sfogato sui social. Questi ladri non hanno timore né di strade di forte passaggio né di sistemi di allarme. Cosa dobbiamo fare per proteggerci? Altri 2 colpi sono stati messi a segno nelle ultime ore in altri 2 comuni dell'Alta Padovana. A Trebasele, che hanno tolto e rubato il catalizzatore a un veicolo lasciato in un parcheggio pubblico. A Noventa Padovana la vittima è un rappresentante. Alla sua auto sono stati asportati cruscotto, fanali, specchietti retrovisori. E proprio a proposito delle razzie portate a segno in centro a Padova da un misterioso ladro, prende il via una raccolta di firme dei commercianti, degli esercenti del Salotto Buono padovano. Ce ne parla Chiara Gaiani, che è in diretta proprio per noi da Padova. Un buongiorno da Padova, siamo in centro storico in Galleria Santa Lucia con Wanda Pellizzari, ex consigliere comunale, adesso portavoce dei commercianti del centro, per raccontarvi un problema davvero molto spinoso. È partita una raccolta firme perché purtroppo è da un periodo di tempo piuttosto prolungato che tutti i negozi del centro storico stanno subendo alcuni furti ripetuti, vero Wanda? Lei ha avviato una raccolta firme. Sì, intanto buongiorno a tutti. Alcuni commercianti del centro storico mi hanno chiamata per segnalarmi questa grave situazione che si sta perpetrando da tempo e mi hanno chiesto aiuto. Insomma, adesso abbiamo avviato una raccolta firme proprio per denunciare l'aumento di furti e minacce ai danni di negozi e personale nelle vie Santa Lucia e Piazza Cavour e dintorni. Questa situazione si è aggravata, è intollerabile e rende poco sicuro il lavoro di tutti. Si chiede pertanto alle forze dell'ordine, che sempre ringraziamo per il loro lavoro, e all'amministrazione comunale maggiori e costanti controlli, perché non se ne può più. Allora ormai non si fermano, molti furti sono stati anche denunciati, purtroppo le forze dell'ordine intervengono, ma le possibilità di fermare questo gravoso problema non ci sono. Ecco, allora grazie proprio a Wanda Pellizzari andiamo a sentire la voce di una delle vittime di questi furti. Entriamo in questo locale, certo, Wanda. Certo. Ecco, siamo all'interno di questo pubblico esercizio con il titolare che ringraziamo, il signor Andrea. Ci racconta che cosa sta accadendo? La situazione è un po' fuori controllo, purtroppo verso sera ci sono persone che sono poco piacevoli, dove fanno di tutto sui negozi, dove sono solo commesse femmine, e ogni sera la situazione è in degrado. Anche a lei è accaduto qualcosa di spiacevole in questo periodo? Controllano i clienti fuori per rubargli il portafoglio e se noi usciamo allora partono e vanno via e ci parlano male. Da quanto tempo accade questo? Da giugno circa. Ci racconta un episodio un po' circostanziato, tra l'altro pare insomma che dietro ci sia un'unica persona che agisce forse in modo di banda. C'era una nostra cliente qui seduta con il bastone bianco che prendeva il caffè un pomeriggio, si è seduto di fronte per rubargli il portafoglio, poi quando sono uscito per accompagnarla dentro allora mi ha parlato male, mi ha insultato perché sono andato a tutelare la nostra cliente. Ecco, voi allora adesso che cosa chiedete? Anche lei immagino abbia firmato la raccolta firme. Più controllo, più sicurezza, perché non si può andare avanti così. Ascolti, allora chiediamo a Wanda di uscire dal bancone del bar, che così insomma riusciamo ad averla più vicina. Tutte queste firme che ha raccolto Wanda Pellizzari, che cosa ne farà adesso?
Allora, queste firme noi le completeremo perché ci sono, aspetta che sono qua, ecco, che sono attività commerciali, commessi abitanti delle vie vicine. Noi abbiamo intenzione di portarle i primi giorni della settimana prossima, chiederemo un appuntamento all'assessore Bonavina, facciamo una copia la lasceremo all'assessore e una copia la porteremo alle forze dell'ordine, proprio perché le forze dell'ordine sono passate anche stamattina, sono venute a fare i controlli, abbiamo detto che vorremmo fare e loro sono d'accordo, c'è anche un aiuto da parte di chi non si volta dall'altra parte ma sta attento a quello che succede nella propria città, è un aiuto fondamentale. Quindi anche stamattina che abbiamo parlato con i carabinieri, gli agenti di polizia municipale che sono passati, ci hanno dato ragione, ci hanno detto andate avanti perché è un aiuto in più, non bisogna troppo facile voltarsi dall'altra parte, bisogna metterci la faccia e lottare perché abbia fine questo degrado, ce ne sono molti altri, prendiamone uno alla volta, questo è grave. Ecco, quindi insomma la sinergia con i cittadini è fondamentale, in questo senso noi ringraziamo Wanda Pellizzari per questa denuncia, seguiremo ovviamente anche la consegna delle firme all'amministrazione comunale, in particolare all'assessore Bonavina. Se non ci sono altre domande da Studio da Padova restituiamo la linea. Grazie a voi di tutto. Noi ringraziamo Chiara Gaiani e Wanda Pellizzari per queste informazioni, naturalmente è tutta una situazione, una faccenda in divenire della quale la nostra redazione si occupa assieme a tutti gli altri temi importanti del centro di Padova quotidianamente. Adesso però facciamo una breve pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto, siamo nella pagina piuttosto corposa anche oggi della cronaca, andiamo a vedere se ci sono novità sul tentato femminicidio di Oderzo. Io sentivo urlare, ho sentito urlare, però ti ripeto, siccome lo sentivamo spesso, a volte magari, però è anche vero che quando si litigano sentivo due voci, io ne ho sentito solo lei urlare, non è che ho sentito la voce di lui. Il racconto drammatico di una vicina di casa. Tutto è accaduto intorno alle 9:30 in questa palazzina di via Sgarbariola a Oderzo, poco distante dall'ex caserma Zanusso. A chiamare il 112 è stato l'uomo, 58 anni, di origini tunisine. Venite, ho ucciso mia moglie. L'aggressione in questo appartamento, ora sotto sequestro. Le urla udite dai condomini. Tutti pensavano fosse l'ennesima lite, invece il dramma si stava consumando fra le quattro mura di casa. Sentivo un po' correre, tant'è che mi sento molto in difetto di non aver chiamato subito, però io, siccome lavoro di sera, mi alzo tardi, ero a letto alle 9:30, per cui ho sentito sto casino, ho detto Madonna, ma... E dopo, per cui per un bel pezzo sentivo anche che andava avanti e indietro per l'appartamento. Probabilmente tentava di fuggire. Sì, esatto. Colpita più volte con un mattarello alla testa, la 46enne è rimasta a terra inerme fino all'arrivo dei sanitari del 118. Solo in quel momento ha capito di essere salva, lontana da quella furia. Questa non era la prima volta. Tu abiti nello stesso piano della signora? Sì, diciamo che non è la prima volta che intervengono i carabinieri, si sperava di non arrivare a questo punto, insomma, quello sicuramente, però non è la prima volta che succede un episodio di violenza domestica in quella casa. Ecco, ci dicevano fra l'altro che già 2 anni fa aveva tentato di ucciderla. Sì, era successo, era stato allontanato da qualche tempo, però tornava a girare da queste parti, quindi si vede che era stato riaccettato in casa. La coppia ha 2 figli, uno maggiorenne ed una piccola di 10 anni che ora si trova da una conoscente della vittima. L'ennesima violenza domestica, un tentato femminicidio che poteva finire in tragedia. Un uomo di cui in molti avevano paura. Io sicuramente, che lavoro di sera e torno la sera tardi, l'idea di avere uno così qua, sì. A me indisponeva l'idea di avere un uomo così sotto di me. La 46enne lavora in un asilo, tranquilla e sempre gentile, la descrivono. Forse credeva che il compagno avrebbe potuto cambiare, essere diverso. Oggi l'ennesima lite sulla quale stanno indagando i carabinieri. Vediamo ora se ci sono novità anche per quanto riguarda l'omicidio di Parè di Conegliano. Lui quindi ha dichiarato di aversi la facoltà di non rispondere, che è pronto a collaborare con i medici per la ricostruzione di quanto avvenuto e basta, non ha fatto dichiarazioni di merito di nessun altro genere.
Ippolito Zanda e Giacomo si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia di fronte al giudice per le indagini preliminari Marco Biaggetti. Abbiamo ritenuto che l'utilità di questo incombente procedimentale fosse legata non tanto a sentire una persona che pacificamente è portatrice di grandi disagi, ma piuttosto a sottoporla nei tempi più solleciti a una perizia sull'imputabilità, sulla capacità di intendere e di volere. Il giudice delle indagini preliminari ha sciolto ogni riserva. Con procura e difesa di comune accordo hanno deciso di procedere per una necessaria perizia psichiatrica, incarico che dovrà svolgere il dottor Alberto Kirn, psichiatra e consulente tecnico del Tribunale di Treviso. Sono stato molto contento di questa corale visione, perché eravamo tutti d'intesa che quella è la strada, se si vuole fare le cose bene, da perseguire. Il 57enne, detenuto nel carcere di Treviso, è un uomo disperato, rammenta di aver ucciso la madre, ma non ricorda nulla dei particolari macabri dell'omicidio. Amava la madre, la mia mamma che mi faceva tutto, mi accudiva, mi assisteva, ha la consapevolezza dell'evento in cui lui era in uno stato quasi di mero strumento, non certo di coscienza e volontà. Ancora ripercussioni, ricadute, aggiornamenti di cronaca dal Veneto, la vicenda di Miriam investita e uccisa nella zona della Pedemontana mentre camminava a bordo strada dopo essere uscita dalla casa del fidanzato. La rabbia del papà della ragazza, mia figlia in obitorio, l'investitore a spasso, intanto sono stati fissati i funerali. C'è tanta rabbia, c'è tanta delusione. Ancora ho delle domande a cui devo darmi delle risposte. Al ragazzo che ha ucciso Miriam è già stata ridata la libertà, può fare una vita normale. Io sono stato all'obitorio oggi a vedere mia figlia e lui se la spassa. Alla morte nel cuore Giovanni Ciobanu, e in quella casa, riferiscono i contatti più stretti dove ha sempre vissuto con la sua Miriam, ora non ci vuole proprio tornare. Come mamma Adriana ieri, oggi è lui a trovare il coraggio di andare sul luogo dell'incidente, quella lunga lingua d'asfalto che si è portata via sua figlia in una notte. Alessandro Giovanardi, il 23enne che ha travolto la ragazza, è stato scarcerato ieri. Il GIP ha disposto per lui l'obbligo di dimora e di uscire di casa dalle 20 alle 6. Hanno rimandato a casa una persona che, ubriaca e drogata, guidava una macchina a forte velocità. È come se avesse avuto in mano un'arma, continua il papà. Non ce l'ho con nessuno, aggiunge. Mi chiedo soltanto se per caso quel giudice abbia una figlia. Oltre al fatto della giustizia, mi sento umiliato da questa decisione. Si poteva almeno aspettare che fossero celebrati i funerali. Poteva temporeggiare qualche giorno, però in onore di mia figlia. Non per altro, perché dopo non mi interessa della sua vita, non ho niente. Si porterà a lui le conseguenze, il danno morale o le conseguenze morali, perché non so come affronterà un disastro che ha combinato. Questo qua non si chiama più un incidente, ma arrivo a capire che è un omicidio, perché uno che sale in una macchina con un'alcolemia che da quello che vengo a sapere è oltre 1,5 per 1000 o quello che, come si misura, vorrei essere già oltre qualsiasi limite, sotto l'effetto delle droghe, a 200 all'ora, che manco si è accorto che ha preso qualcuno sotto. Come faccio a darmi pace? Mia figlia, il dolore all'istante che ha subito, la paura che ha subito, tutto quanto, come faccio a darmi pace? Nell'epigrafe che annuncia i funerali per lunedì alle ore 15, accanto ai nomi della famiglia, c'è anche quello di Enrico, lo storico fidanzato di Miriam, l'unica persona in questo momento in grado di stare accanto a papà Giovanni. Miriam sarà cremata come avrebbe sempre voluto, la stella del papà che non riesce a distaccarsi da lei. Lei è appena stato con Miriam. Sì, fino adesso l'ho tenuta in braccio che faccio fatica a distaccarmi. Sarei rimasto anche fino a lunedì che sarebbe il funerale, però purtroppo chiudono e faccio fatica a distaccarmi. E i sindaci del territorio colpito da questa tragedia chiedono silenzio. Miriam Ciobanu voleva essere cremata, come la sua famiglia sentiva di non avere radici. In queste ore papà e mamma stanno decidendo come accompagnare la figlia nell'ultimo viaggio.
Il nulla osta alla sepoltura ancora non è arrivato. Il parroco di Paderno e Fonte, Don Gabriele, oggi ha sentito i familiari. Il sindaco di Fonte, Luigino Ceccato, in serata deciderà se proclamare per quel giorno lutto cittadino. 3 sindaci, 3 comunità coinvolte e sconvolte da questa tragedia. Fonte, dove viveva Miriam con il papà e la sorella, Pieve del Grappa, attraversata dalla strada maledetta, spesso percorsa a velocità che vanno ben oltre il limite consentito, e dove Miriam si trovava prima della tragedia, e poi San Zenone degli Ezzelini, dove stava tornando Alessandro. Ho parlato con il papà è disperato, il papà appunto mi ha detto, ha ammesso che suo figlio correva, non abbiamo parlato delle altre cose, lasciamo appunto sia alla giustizia poi a discuterne e a parlarne, però anche lui è molto dispiaciuto e molto disperato. Tra l'altro mi ha detto anche che conosceva la famiglia della ragazza, per cui la situazione appunto diventa ancora più triste. Il mondo sta parlando, almeno noi, la comunità di questi ragazzi, facciamo silenzio nel rispetto del dolore di tutti, vi prego. Scrive questa mattina Annalisa Rampin, sindaco di Pieve del Grappa. Al suo appello si associa anche il collega di San Zenone, Fabio Marin. È importante fare silenzio perché la magistratura deve fare il suo corso e non dobbiamo davvero continuare a distruggere le vite e le famiglie che già stanno subendo questo grande dramma. Sul tema dei reati e della certezza della pena, il presidente di ANCI Veneto, il sindaco di Treviso Conte, fa un appello a Nordio. Sicurezza e giustizia significano permettere alle forze dell'ordine di assicurare alla giustizia i delinquenti senza ritrovarli sulle strade il giorno successivo all'arresto. Significano anche garantire l'applicazione di una pena certa e rigorosa che faccia comprendere realmente al reo il disvalore sociale delle proprie azioni. È un doppio appello al ministro della sua Treviso, Carlo Nordio, quello che fa il sindaco e presidente di ANCI Veneto, Mario Conte, durante la cerimonia per la ricorrenza dell'unità nazionale e delle forze armate. A partire dalla certezza della pena che spesso manca e fa sentire lo Stato come una entità lontana dai cittadini. Ma in Piazza dei Signori c'è anche spazio per un'altra richiesta forte, la tutela degli amministratori locali. Garantire a chi svolge un incarico pubblico la possibilità di perseguire il bene comune senza il timore di un avviso di garanzia. La penna che i sindaci e gli amministratori impugnano per firmare atti e documenti porta con sé la responsabilità affidata dai cittadini, ma questa responsabilità non può essere intaccata dalla comprensibile paura di un processo per abuso d'ufficio. Stamane presenti le massime autorità civili e militari, ma anche cittadini e studenti per le cerimonie. Dalla deposizione delle corone d'alloro al monumento ai caduti in Piazza Vittoria, all'alzabandiera in Piazza dei Signori, con gli interventi tra gli altri del prefetto Angelo Sidoti, che ha sottolineato come sia giusto ricordare il passato per liberarci da ogni tossina di odio e di paura. La cerimonia è stata anche l'occasione per conferire un attestato di pubblica benemerenza al merito civile a Elisabetta Piazza, che nel 2014, passando per caso vicino a un ponte nel Vercellese, salvò un uomo che stava per gettarsi da un ponte. Ora vediamo il seguito della vicenda di Francesco Agosta, runner 36enne, morto per un malore mentre si stava allenando nella zona della Pedemontana. Francesco veramente per noi era un amico oltre che un collaboratore ed è veramente una mancanza che ci ha lasciato senza parole, c'è poco da... Gabriele Borsa è il direttore della produzione della Geotex, l'azienda di Valbrenta dove lavorava Francesco Agosta, il 36enne di Pieve del Grappa, morto a causa di un malore che l'ha colto mentre si allenava sulle colline di Possagno. Amante della montagna, delle escursioni, della corsa, che condivideva anche con i suoi colleghi, con gli amici. L'atleta si è accasciato a terra mentre stava correndo, riprendendo il ritmo dopo 2 mesi in cui era stato costretto a rimanere fermo a causa di uno strappo a una gamba. Aveva così ricominciato da pochi giorni gli allenamenti, ma il suo cuore non ha retto. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimarlo, sino a che il medico non ne ha constatato il decesso, e oggi nell'azienda dove si recava tutti i giorni il 36enne c'è tanto dolore. Lui aveva tanto amore per la montagna, per il camminare, un amore che abbiamo condiviso assieme tante volte. Ieri è mancato durante la sua passione preferita, che era quello del camminare e del correre, e purtroppo siamo senza parole, siamo distrutti.
Francesco Agosta era soli 3 mesi, era andato a convivere a Pieve del Grappa con la fidanzata Irene Xamin. Da una decina di giorni dalla Puglia, sua regione d'origine, si era trasferito a Valbrenta il padre per trascorrere la vecchiaia vicino ai suoi 2 figli. Ma il destino ha voluto diversamente per il runner molto stimato in azienda. Borsa e Agosta, oltre a un rapporto di lavoro e amicizia, erano anche parenti. È il fratello anche di mia cognata, quindi lo avevo sempre considerato anche uno di famiglia e quindi... Sulla vicenda la procura ha aperto un fascicolo, verrà eseguita l'autopsia sul corpo del 36enne e intanto in azienda stanno cercando di capire come ricordare l'amico. Sicuramente un bel ricordo gli è dovuto, insomma, ecco. Facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta accadendo in Veneto. Riapriamo la pagina della cronaca perché ci arriva adesso un'intervista molto importante, molto approfondita da parte della nostra redazione bellunese a un commerciante di Ponte nelle Alpi accoltellato nel suo negozio per pochi euro. Franco Ardivell non se lo sarebbe mai immaginato, 50 anni in questo negozio, ma quello che è accaduto ieri sera, quando fra 6 mesi dovrebbe andare in pensione, davvero era inimmaginabile. Franco, ciao, nessuno lo merita, ma di no. Grazie. Intanto mi fa piacere di vederla in piedi. Sì, in piedi, la cosa principale. Ho portato a casa la pelle, e quello è l'importante. Magari un po' bucherellata, da 6 coltellate, però insomma l'ho portata a casa. E niente, cosa vuole che le dica? Non pensavo che nella cosiddetta isola felice di Belluno succedesse queste cose, potessero succedere queste cose. Non lo pensavo assolutamente e dobbiamo attrezzarci in qualche modo, o telecamere o non lo so, o forse il servizio di vigilanza un po' più stretto, perché ormai anche qui... Comunque i 2 erano secondo me 2 balordi sicuramente dediti all'uso di stupefacenti, però di una cattiveria inaudita. Io raramente ho visto dare giù così col coltello a una persona, ma penso neanche, non so, nei lager nazisti veramente. Con una forza, infatti mi ha fratturato la spalla, mi ha fatto 6 tagli profondi e non me l'aspettavo così, veramente. Poi basta guardare il sangue che c'è al negozio, pieno di sangue. Cosa vuole che le dica? Speriamo che non succeda più, che ho dato e per i prossimi 50 anni non occorre più che dia niente. Ma lei aveva posto resistenza, com'è che sono arrivati alla violenza? Perché immagino volessero i soldi. La violenza è partita da loro, io parlo del mio, non quello del mio amico, perché eravamo divisi, io guardavo la mia situazione, la sua no. Ci sono accorto dopo della pistola. Però lui mi ha dato una testata, ha cominciato con una testata e io mi sono avvicinato al reparto delle bibite, perché pensavo volessero delle bibite. Ho detto cercate qualcosa che non trovate, e lui mi ha dato una capocciata. Senza nemmeno aver chiesto di... No, mi ha dato una capocciata e io mi sono inalberato e ho detto ma che lo fai? Ma sei scemo? E questo qui ha tirato fuori il coltello. A quel punto io ero già partito con un po' che volevo dargli qualcosa. Quando ho visto il coltello mi sono bloccato e ha cominciato a infierire. Lei si è fermato, ma lui non si è fermato? Assolutamente, anzi ha continuato per 6 volte e poi io ho fatto il giro del negozio per guadagnare l'uscita e non ci sono riuscito a guadagnare l'uscita, perché lui ha tagliato in mezzo agli scaffali, è arrivato prima di me alla porta. Gli ho buttato addosso, ecco l'espositore che vede lì, gliel'ho buttato addosso per tenerlo lontano, perché non infierisse in un'altra occasione. Il mio amico nel frattempo era riuscito a scendere dai gradini,
è andato al bar, ha chiamato aiuto e loro sono scappati. Non hanno neanche chiesto i soldi prima alla cassa? No. Si sono arrangiati da solo e hanno aperto la cassa e hanno tirato via i soldi che c'erano. Io non mi ero neanche accorto, mi sono accorto dopo mezz'ora. Ti hanno aggredito prima di chiedere i soldi, a prescindere? Prima l'aggressione, perché i soldi io mi sono accorto quando c'era qua il 118, mezz'ora dopo mi sono accorto dei soldi, dell'ammanco. E poi sono andati dietro di qua, io li ho inseguiti, infatti si vede anche le gocce di sangue. Li ho inseguiti, ho visto che strada facevano, hanno preso via la via laterale e dopodiché non ce la facevo più perché ho perso moltissimo. Erano tutto scoperto? No, allora quello che mi ha aggredito a me aveva un cappuccio così con il pelo attorno e aveva, secondo me, come ha detto anche la questura, un sottocasco, quindi e col bordo bianco, quindi io praticamente gli ho visto solo parte del naso e gli occhi, e invece l'altro aveva una mascherina chirurgica. Sarebbe in grado di riconoscerli? Quello che mi ha aggredito sì, sicuramente, ho ancora gli occhi davanti. Dalla voce li ha sentiti? No, dalla voce no, perché l'unica cosa che hanno detto soldi. Quello che mi ha... Non saprebbe neanche dire se italiani, se venti, se stranieri, se... Ma avrei le mie difficoltà a dire che se sono italiani, se sono stranieri, se sono del sud, ecco, forse del sud, ma non posso essere certo di questo, assolutamente. Perché l'unica parola che hanno fatto, soldi. E dopo c'è la concitazione del coso, quindi altre parole che magari io non ho neanche captato perché era talmente la situazione ingestibile che non sono stato lì a ascoltare, però l'unica cosa che ho capito, soldi o i soldi, forse ha messo l'articolo, forse. Lei il giorno dopo come sta? Io sto bene il giorno dopo e sto realizzando che mi è andata bene, tutto sommato, anche se mi ha microfrattura da una parte e microfrattura dall'altra, ma mi è andata molto bene perché una cattiveria così, io veramente cioè con una forza dall'alto in basso, con questo pugnale che mi fendeva, io continuavo a grondare sangue e allora sai, non sai neanche realizzare a quel punto cosa mi hanno tagliato, perché sprizzava veramente, poi basta guardare. E di conseguenza il giorno dopo, a parte la notte in bianco, il giorno dopo realizzi e dici, ho portato a casa la pelle, che vada a quel paese anche i 200 euro o 150, quelli che erano, che non lo so, e ho portato a casa la pelle. Un'intervista davvero agghiacciante a tratti, anche nella lucidità con cui questa persona, questa vittima di un'aggressione, lo ricordiamo, a Ponte nelle Alpi, ce l'ha raccontato. Ovviamente poi tutto è ancora in via di definizione. Adesso chiudiamo la pagina della cronaca, entriamo in quella dell'attualità, ovvero nelle cose che si stanno facendo, nei progetti che si stanno portando avanti per superare quel che ha fatto Vaia 4 anni fa. Ieri è stato presentato un progetto importantissimo per un nuovo volto della Marcesina a Enego. A 4 anni da Vaia, la rinascita delle aree devastate dalla tempesta parte dalla Marcesina, che diventa il modello di come la collaborazione fra pubblico e privato possa dare un nuovo volto alla montagna ferita dai cambiamenti climatici. Una rinascita che passa attraverso l'impianto e la ricostituzione di 6,5 ettari di bosco, con la messa a dimora di 9.000 alberi e il recupero dei pascoli della piana incantata, tanto cara a Mario Rigoni-Stern. L'intervento, organizzato da Legambiente in collaborazione con Coldiretti, Comune di Enego, privati e finanziatori, dona una nuova speranza all'altopiano tramite un progetto che sarà strutturato in questo modo. Si è deciso di adottare un approccio più in linea con quelle che sono un po' le dinamiche naturali, per cui andando a piantare un numero di specie più vario, la piantagione delle piantine per gruppi e con l'affiancamento di queste piantine a quelle che è la rinnovazione già
presente nei siti. Poi in altre aree, a seconda della vocazione che queste prevalentemente possono avere, si è ipotizzato di fare un recupero di superfici a pascolo, prima occupate invece da superfici forestali, e andare in questo senso ad ampliare quelle che sono le malghe, le superfici pascolive delle malghe presenti all'interno della piana. La Regione è presente perché la Marcesina è un paradigma di quello che è avvenuto in Veneto 4 anni fa. Qui siamo in un'area che è stata particolarmente colpita sotto questo punto di vista e quindi è nata questa progettualità che mette insieme il mondo pubblico e il mondo privato in un'iniziativa di recupero dell'area. Non si tratta semplicemente di ripiantare le stesse piante che c'erano là, è un'occasione, visto quello che è accaduto, anche di riazzerare tutta la situazione e fare una progettualità, una pianificazione di tutta l'area. Amministratori e politici del territorio guardano con grande sensibilità al progetto. La cui valenza nazionale ed europea pone la Marcesina al centro dell'attenzione internazionale. Grazie a questo progetto, che ha visto diversi attori pubblici e privati, la piana di Marcesina torna a vivere. Insomma, un progetto veramente ambizioso, il più grande progetto di ripopolamento boschivo a livello nazionale e forse europeo, che ha visto la Regione del Veneto assieme al Comune di Enego e diversi anche soggetti privati a presentare un master plan che vedrà nei prossimi anni una serie di piantumazioni su tutta la piana di Marcesina, una valorizzazione di tutta l'area pascoliva, in modo da poter mantenere viva l'economia di questo territorio, che è un'economia basata sui boschi e sulle malghe. Abbiamo intervistato anche il sindaco di Enego, Ivo Boscardin, visibilmente emozionato per questa nuova ripartenza che viene messa letteralmente nelle mani dei bambini del paese. La piana di Marcesina, devastata dalla tempesta Vaia, avrà un nuovo volto. Nuovi boschi nasceranno grazie anche al progetto che vede assieme pubblico e privato. E nuovi pascoli daranno linfa alle malghe della piana. Un giorno importante per l'altopiano, un giorno emozionante per chi ha seguito il progetto fin dall'inizio. Una giornata che cerchiamo di godersi questa iniezione di ottimismo che un progetto così, che è stato valorizzato, mi sembra, da tutti gli interventi dell'assessore regionale in primis, un progetto di questo genere con questo tipo di prospettive e di questo tipo di accoglienza sicuramente non fa che tirarci sul morale. La piana, dicevamo, avrà un nuovo volto che vedranno le generazioni future. E chi è bambino oggi si troverà di fronte un giorno una Marcesina diversa. I bambini, i ragazzi della scuola sono qui, che fanno festa e ci danno allegria, e noi siamo contenti che abbiano potuto assistere alla nascita di un progetto che è fatto per loro. Effettivamente è un progetto per i nostri nipoti, i nostri ragazzi. E questo è solo una soddisfazione e una dimostrazione di come si dovrebbe amministrare. E così ai piccoli di Enego sono state affidate piantine di larice, abete e altre essenze arboree da custodire durante il lungo inverno, che saranno piantate a primavera in Marcesina. Un simbolo di rinascita nelle mani di chi vivrà l'altopiano di domani. Il Veneto è stato colpito nel corso degli anni da tanti eventi legati al clima. Fra i più spaventosi si ricorda l'alluvione della Piave del 66. All'epoca al Vise vicino un ragazzo sedicenne si è trovato in casa circondato dall'acqua la mattina del 5 novembre e ha avuto l'idea di prendere la vecchia cinepresa, una Super 8 del tempo, del fratello maggiore Alcide, e ha voluto fare delle riprese dalle finestre della propria abitazione con uno scenario spettrale. Nei giorni successivi fu il fratello Alcide a riprendere in mano la cinepresa con una pellicola a colori per filmare la devastazione dopo il ritiro dell'acqua. A ricordare il dramma dell'alluvione del 66 è la moglie di Elvise Vicino, che dopo la scomparsa del marito ha deciso di pubblicare quei filmati. È una bella testimonianza secondo me, e credo di interpretare anche le volontà di Alcide e di Elvise di voler rendere pubblico questo filmato affinché resti come testimonianza e di monito per le generazioni future
e anche per le autorità competenti che dovranno affrontare questo tipo di problemi sempre più comuni. L'alluvione di Zenson raccontata da chi l'ha vissuta ora è anche un libro scritto da Carlo Dariol e Gualtiero Bisiol, che ha raccolto le testimonianze degli abitanti ma ha anche vissuto quei giorni drammatici, molti i ricordi tragici ma anche curiosi, come la visita ai luoghi dell'alluvione dell'allora Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. Ho preso la bicicletta, sono andato là e veramente si erano impiantati sul fango che c'era. Li ho aiutati a tirarsi fuori, gli ho insegnato che strada dovevano prendere per andare a Treviso. Hanno voluto vedere appunto dove proprio il Piave aveva rotto. Tra l'altro mi diede anche 5.000 lire che mio padre le conservò come una reliquia, perché ero lieto, queste le ha date Saragat a mio figlio. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Noi ringraziamo Fabio Verin per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case, assieme ai tecnici e agli operatori del Gruppo Media Nord-Est, tutte le notizie dal Veneto. Ringraziamo voi per essere stati con noi. Vi diamo appuntamento al TG Bassano e al TG Vicenza per tutti gli approfondimenti, le novità della giornata, le inchieste che stiamo portando avanti con le nostre redazioni, e vi auguriamo un buon pomeriggio.